oggi lavoreremo su quello che è un concetto di leadership, che mi ricordo fin da quando ho iniziato a fare l'arbitro anche per altre questioni di lavoro, la leadership ti dicono o sei leader o non sei leader. No. O c'hai la capacità di comunicare oppure niente. Però dato che in campo non ci può andare solo chi è leader di natura, se no probabilmente siamo tutti dispiaciuti in questo momento, a parte pochi, dobbiamo cercare di guadagnarci la credibilità, guadagnarci la leadership sul terreno di gioco con i giocatori. Come i giocatori fondamentalmente vogliono vincere, questo lo sappiamo tutti. I giocatori però, come tutti, commettono degli errori di valutazione. Non si rendono conto che a volte con i loro comportamenti ci danno una chance, un joker, un jolly, che noi possiamo spenderci. Però dobbiamo spendercelo bene, altrimenti è buttato al vento. Quindi l'errore del calciatore non lo sfruttiamo, tutto rimane com'è e noi perdiamo di credibilità. Perché ci ha dato il jolly, ci ha dato 100 euro e non li abbiamo presi, però dobbiamo spendercelo bene, altrimenti è buttato al vento. Quindi l'errore del calciatore non lo sfruttiamo, tutto rimane com'è e noi perdiamo di credibilità. Perché ci ha dato il jolly, ci ha dato 100 euro e non li abbiamo presi. Ok? Oggi andremo a analizzare una mia partita, quindi parlerò male di me, come è giusto che sia, perché è quello che mi fa crescere. È il primo tempo di una partita. In questo caso sono riuscito, praticamente se idealmente avessimo una lavagna, un po' come a scuola, avremmo un grafico. Assi cartesiani, no? Y e X, purtroppo so che li conoscete molto bene, soprattutto i più giovani. Se voi guardaste, la mia sarebbe una curva con diversi punti di alti e di bassi. Punti in cui sono riuscito a guadagnarmi credibilità e leadership, punti in cui me la sono persa sulle ricchezze. E questo poi ha pesato sul resto della gara. Ok, partiamo dall'inizio. Azione di attacco. Andiamo poi dietro. Ok, facciamo vedere un attimo lo svolgimento del gioco. Treno in ottime condizioni, nonostante il freddo a gennaio. Due squadre che comunque avevano voglia di giocare, non c'era un agonismo eccessivo. Contatti, falli in questo caso, fischiato, semplice, vuol dire l'avrei fischiato 5. Poco pubblico, quindi non ero particolarmente stressato per altri contesti esterni. Questo è il 6° minuto del primo tempo, cioè appena lasciato gli scarpini. Cross, l'11 sbaglia, viene intercettato, il difensore prende la palla e compie il fallo. Fermati un attimo. Ok. Uno dice cosa c'è, voi mi potreste dire, sì, quindi cosa c'è? Qualcuno ha notato qualcosa? Lascialo pure andare adesso. Qualcuno nota qualcosa? Fermalo. Qualcuno ha notato qualcosa? Già fatto così. Ok, io cosa ho fatto? Cosa ha fatto? Descrivi. Già nel senso, cosa stai facendo? Cosa sta facendo? Cos'hai fischiato? Cazzo hai visto? Sì, cos'hai Cazzo stai fischiato? facendo? 5 volte l'ha fatto. Questo è il 6° minuto, su un fallo chiarissimo, una situazione ridicola, fischio il fallo chiaro e comincia a fare un così. E io lì ero carino, perché l'ho guardato e ho detto, dai no, per favore, cortesemente. Io lì gli ho lasciato 100 euro sul banco, perché il 9 cosa ha fatto? Ha minato la mia credibilità. Un fallo chiaro al mondo, ok? Stacchi, ok? L'11 fa il fallo, ok? E poi c'è il 9 che arriva con calma e poi l'11, ok? L'11, ecco. E questo intanto, questo è il signore che poi creerà problemi dopo, solo che mi ha convinto. Quindi io là non sono riuscito a sfruttare la situazione. Ho detto cosa che facciamo molto spesso, al 6° minuto, qua faccio un richiamo adesso, mi vedono tutti, non serve a niente, andiamo a giocare. Invece lì cos'è che andava fatto? Chi è che mi vuole dare una soluzione? Gordignone. Passatevelo perché sennò Cioè, dopo aver visto quello che ti ha fatto, dovevi stare fermo nel punto dove eri, richiamarlo finché non viene, se lo richiami non viene, perché lui è il 9, lui può. Stai fermo finché non viene? No, aspetta.
Ok, è un'ottima soluzione, ci stai dando una soluzione. Non riprendi il gioco, molto si avvicina. perfetto. È tutto fermo, prendetela come regola, molto spesso se voi chiamate uno vieni non verrà mai e la figura di M se la fate voi, ce la facciamo noi, perché anch'io sono un po' così, anche a me piacerebbe da 20 metri, no? E adesso vieni qua che ti faccio un mazzo così, invece no, non vengono. Allora, propositivo, ti dirigi con passo, insomma no, sì, oggi sono venuto a fare la vacanza, e dici no, guardi, molta cortesia, io fischio quello che vedo, quello che va. Lei cortesemente le mani tiene in tasca perché la prossima volta non l'avviso più. Per me lei sta protestando, punto, stop. L'ho avvisato. Poi, se dopo 5 minuti mi fa così, che fanno benissimo, quando non ti guardano più li chiami, ti fanno così, e tu dici, vabbè, me la sono mangiata questa volta, continuo, e li perdiamo un'altra volta. L'avevi già avvisato, quindi potevi... L'hanno visto tutti, al sesto minuto, tu non togli un comportamento del genere. Siete d'accordo? Chi ha più esperienza, guarda, ce n'è tantissimo. Quindi qua il mio grafico sta andando giù, giusto? Passiamo al successivo. Ok. Vi lascio vedere un attimo l'azione così capite di cosa stiamo parlando. Quindi contrasti comunque ce ne sono, nulla di che, non è precisissimo il gioco, è un po' problematico seguirlo. Cosa è successo? Sì, c'è stato un intervento falloso e poi l'hai visto subito, sei corso verso l'azione. Okay. Cosa sta facendo? Fermo un attimo. Cosa sta facendo il calciatore? Dove stava andando? Si stava già allontanando. Dove stava andando? Là, se l'avessi lasciato andare, già ci ho lasciato 100 euro prima, qua probabilmente ci avrei lasciato lo stipendio, che vuol dire che no. Quindi questa è un'occasione, è un fallo chiaro, è un fallo da tergo, non vi era possibilità di giocare in pallone in quel caso, qualcuno potrebbe dire che un gradino in più poteva essere addirittura una munizione. Segna 10 e 20 vuol dire meno 3, siamo al settimo e mezzo, quindi 1 minuto e mezzo dopo quello. Ok? Io qua cosa ho detto? Mi sfrutto l'occasione e qua devo intervenire, faccio un richiamo, no? Se qua lo perdevo ero finito. Ok? Andiamo all'altro. Come vedete il gioco è abbastanza confusionario. Ok, fermo. Cosa è successo? Un altro? C'è stata una ripartenza Ok. e il numero 8 ha fatto un fallo su 2. Ok. Quando è che ti è suonato il campanello d'allarme? Non so se può andare qualche secondo indietro. Mi dici per favore il minuto esatto in cui ti sta suonando il campanello d'allarme quando sei sul terreno di gioco. Mi dici stop e io e noi ci fermiamo. Campanelli d'allarme nel Vuol dire senso... che cominci, perché quello che dobbiamo fare è cominciare a prepararsi all'inatteso, no? Dimmi quando ti suona un campanello d'allarme. Già qua... Fermo. Perché ti suona il campanello d'allarme? Perché secondo me il controllo del 2 era un po'... cioè c'era un po' un... Dimmi il fatto da cui nasce tutto. Sì. Te l'hanno detto, dico tu che sei... Sì, l'errore del blu. Ok, l'errore del blu. Scoperti dietro. Sono abbastanza alti tutti. Quello che dovrebbe essere il regista mi sbaglia a centrocampo, oltre il centrocampo. E poi il 2 parte perché è pure veloce, palla al piede, questo ha una sola cosa che può fare. O gli viene il compagno che gli va a chiudere, o viene su qualcuno da difesa e lo va a chiudere, ma in ogni caso una cosa può fare, fermarlo. Perché se questo è più veloce di lui, palla al piede, arriva. Quindi il campanello d'allarme mi deve venire qua o poco prima. Io devo essere già pronto, cos'è che devo pensare? Tu ti stai immaginando, ti dici se lo stende, cos'è?
facciamo finta che sia il 9 che ti ha già al sesto minuto ti ha mandato, ti ha detto se magari oggi eri venuto con un motoscafo invece che con la macchina, no? Poi ha fatto un brutto fallo, l'hai richiamato e lui si piazza lì davanti, quale migliore occasione? Va bene, però devi saperla gestire. Il suo stile naturalmente poi più si arbitra, più si acquisisce sicurezza nei propri mezzi, credibilità non solo verso gli altri, anche verso se stessi, quindi più ci si sente sicuri e più ci si sente, tra virgolette, autorizzati a dire delle cose. Questo è pacifico, che per i più giovani è più complicato che magari per uno che arbitra, quindi voi cercate di filtrare quello che vi dico, di cogliere. Però se voi ve la sentite una cosa, ve la sentite vostra e vi sentite credibili, perché no? Se trovate il modo di dirlo in modo succinto e veloce, però poi, come dice lui, dovete mantenerlo. Per concludere, per non dilungarmi, a me capitava, quindi io lo aspettavo, quindi appena si avvicinava il giocatore che in quel momento mi tastava per vedere se io mantenevo quello che volevo rispondere. Quindi io lo aspettavo, se capitava, naturalmente capitava che c'era il primo, e tutta pensiero. No, scusa, mi sono desmentegato, e loro arrivavano, la soglia era, mi sono desmentegato. Il mi sono desmentegato vuol dire o mi sono dimenticato, perché loro sono abituati a fare così 29 domeniche su 30, oppure quel mi sono desmentegato vuol dire voglio vedere se sei credibile, se mantieni le tue promesse. Io vi garantisco che se voi trovate un modo, non ve lo garantisco, però ci sono buone possibilità, per essere il più diplomatico possibile, che se voi trovate il modo di farvi percepire in questa situazione, nell'arco delle 20 punizioni che avrete durante l'arco della gara, voi troverete i giocatori. Lo sanno, quindi sanno che voi li state aspettando, la prima magari gliela perdonate, la prima gli dite ehi, questa vale per tutti, l'ho detto, fanno finta che ti sei scordato, e la cosa la vedono tutti. Io vi quasi per certo, quasi per certo che i giocatori non arrivano proprio davanti alla palla, si fermano un paio di metri Te la lasciano giocabile. e la lasciano giocabile, perché sanno perfettamente che siccome voi avete detto prima, dopo arrivate in contatto. Ok? Ognuno di voi deve trovare un modo. Naturalmente quello di cui vi ha parlato Luca quello è il modo, d'accordo? Poi ognuno. La gestisco io, no? La gestisco io, mi sento fuori, la gestisco io, sto andando bene, via con me. Ma sono sicuro, nel senso, so cosa sto facendo in quel momento. Cosa succede? Che bello. Vabbè, ve lascio gustare. Bello. Scusa. Sto per pure dato fuori campo. Bello io. Faccio il figo perché credo di avercene in mano. No, non è così. Mi dipingo così in maniera caratteristica, ma a fumetto in realtà l'avevo richiamato. Però qual è il problema della leadership? Che tu pensi magari di avercela, poi ti arriva il 9 e tu lo porti a distanza e ma sai cosa? Magari mi avvicino un po', tanto voglio dire, non è che non. Adesso tasto, vediamo che dove arriva questo. Si mette davanti, fa. Io sono lì, faccio 9 cortesemente, venga a distanza, 2 volte io. E lì mi ero guadagnato i più prima, no? Figo, e qua. Mi sono fatto prendere per i fondelli dal 9. Partita normale, pensavo dai che ce l'ho, bam, giù. Quando si dicevo all'inizio, la leadership può essere una cosa innata, ma poi i giocatori ti danno delle occasioni. Questo andava catechizzato, dicevo una volta. Questo siamo al 25esimo, giusto? 20esimo. Cioè mi stavo facendo mangiare in testa dal 9 che non ho ancora capito che io sono lì per arbitrare, non per lasciarmi prendere in giro da lui. Ok? Quindi vado giù, andiamo avanti. Altro caso, no, la partita sta andando avanti, io sono sprofondato qualche minuto fa, ho perso completamente la credibilità, mi sono fatto prendere in giro. Dai, via. Qualcuno ha visto qualcosa? Ferma. Qualcuno ha visto qualcosa? Fallo di mano,
soluzione semplice, braccio largo, fallo di mano, centrocampo, fischio, cioè che vantaggio potrai dare, di che tipo? Oltretutto la palla va a campi, vai, facile, facile, niente di particolare. Però adesso, no, ti lascio andare avanti qualche secondo, aspetta, ferma adesso, anzi, è ridicolo, un fallo di mano, 3 giocatori blu e uno giallo, la leadership non è sempre volontaria, è come vieni percepito dagli altri, e qua mi faccio prendere in giro così, ok? Cerco di gestirla, per pure avanti, tanto non c'è nulla di che, dico andiamo avanti. Cioè uno mi protestava perché diceva voglio la munizione, l'altro diceva ma non era fallo di mano, ce ne avevo 2 che dicevano 2 cose contemporaneamente davanti. È ridicolo, non accettabile. Ma non accettabili in Serie D, non accettabili in esordienti. Cioè, se fate il conto dei secondi è una cosa, questa è ridicola. Poi quando sei dentro non ti rendi conto. Siamo 26 meno 3, 23esimo. Cioè vi rendete conto di quanti casi in 23 minuti del primo tempo? Di una partita normalissima. Ribatti. Tiravano, i quali erano stupidi dove andavano a tirare, io là che guardo. Sì. Fatto, via, parto. Sì. Sulla calcia. Parte il gioco, siamo sempre al centrocampo, io sto controllando, mi sto muovendo, arrivo sull'attaccante, lancio lungo. Non si capisce batto, non batto. Via di nuovo, mi piace l'effetto sonoro in fondo. Ferma. Secondo voi che numero è? Il 7. È facilissimo questo fallo qui, voglio dire, sono da soli, lo prende da tergo, l'ha già fatto prima, l'ho catetizzato, cosa devo fare qua? Qui dicono, ok, sai cosa? C'è, l'ha fatto tempestivamente, ero già lì col cartellino, l'ho visto, me l'aspettavo perché gli stavano dando via il giocatore, sono intervenuto. Avevo messo insieme 2 meno, adesso mettiamo un più. Dai che sono quasi vicino a un equilibrio. Vai avanti e... Ok, lo ammonisco, lascio andare in play. Lo ammonisco, lui dice vabbè, poi riprende il gioco perché gli sta dando via il giocatore, fa aspetta che riprendo posizione, quindi non c'è nessun tipo di contestazione avanti. Sul calcio d'angolo, i primi calci d'angolo, quando vediamo se spingono cosa facciamo? Quando volante, bip bip, fermi, se posso tiro fuori i 2 che li tiro fuori, con me per favore, Tizio, Caio, così non va, faccio sentire da tutti, lo faccio vedere, ricominciamo, bip. Ok? Qua non succede nulla in ogni caso. Ovviamente sparata via, tac, e io qua sono in mezzo, bello come il sole. No, ho perso le cose. Vedo il fallo, perché lì c'è un fallo di mano chiarissimo, Ale non so se riesci a... Comunque, esatto. Da cos'è che l'avete illuminato? Gestualità, è sempre lui che mi piace particolarmente, apre il braccio, fallo, non serve munizione, non serve nulla. Fischio e c'è lui che continua bello come il sole così, solo che stavolta mi becca male perché lo richiamo. Ho capito, tardi, ma ho capito. Qua c'è un fallo, non è nulla di che, i giocatori che perdono tempo li andiamo a controllare, ma insomma fa tutto parte di avere una credibilità, insomma fatalità è risolto come una bellissima fenice, non era dalle ispezioni del carino. Corsa all'indietro, controllo, non si niente di che, insomma tutto ciò che vi hanno già insegnato da un precedente tempo. Non
non potevo andare in giallo, no, direi di no per una squadra in giallo, però non sarei stato credibile. Fermo, fai un po' di dietro. Non importa, bravissimo assistente tra parentesi. Allora, ho sentito tutti non l'hai lasciato andare. Adesso vi spiego il perché e vi dico anche, giusto perché non è questo l'argomento tecnico nello specifico, che l'osservatore mi ha dato anche ragione, ma in ogni caso conta quel che conta. Riesce a fare un fallo a volta. Qui c'è stato il fallo, giusto? L'abbiamo visione aperta, no? Non concentriamoci solo sul fallo, vediamo cosa c'è anche attorno. Ok? Chi è questo? Fermo un attimo. Chi è questo? Che numero è? Ok. Qual è che numero era quello che ho monito per la trattenuta dopo il centrocampo? Sì, il mio cazzo. È l'8. Quello che ha rincorso, no? È l'8. L'8 dov'è adesso? Questo qua è centrale dell'ultima popolazione. Aspetta un attimino, se andare avanti. Bello, lui si allunga il pallone. Tu lì sei cosa pensi? No, io non... Allora, di chi è? C'è un possesso del pallone chiaro? Scusa, fai un frame oltre, un frame. No, fai col... Guarda. Boh. Allora, giusto per essere chiari, perché se ve li metto tutti dritti, adesso fate un microframe prima, ho visto un microframe, ma insomma la palla è del giallo, ok? È fin qua, tanto dalla porta, di conseguenza non può essere l'osso, però può essere quelle che oggi hanno chiamato SPA, quindi un'azione promettente. Io la leggo così e dico, ma sai cosa? Potrebbe essere promettente, lascio proprio mezzo secondo, vai un attimo avanti, vai, fermo. Questo è il momento in cui io fischio. Il 6 si ferma quando fischio, perché se io non avessi fischiato, che vantaggio davo con la palla che andava verso... Allora, è opinabile, ma ve la spiego come è stata letta. Il 6 si ferma, ma tranquillamente poteva arrivare prima lui sul pallone. Erano già passati 2-3 secondi. Quanto devo aspettare per poter dare un vantaggio? Devo aspettare che ci sia un contrasto? Poi vado indietro. Chi è che ha fatto il fallo? Allora, o ha impedito lo svolgimento di un'azione promettente, allora in quel caso che provvedimento è? Ma se io lascio continuare, vuol dire che non ha impedito? Cioè do un vantaggio, ma poi si svolge, cioè ho già perso il treno. Cosa faccio? Arrivo dopo 40 secondi a dargli una munizione. Questa è stata la lettura che è stata data, te la do anche perché non è l'argomento tecnico, capisco quello che dici, ma in questo caso l'8 lo becco subito. Vai avanti. Tutti hanno capito. E qua il giallo gli abbiamo dato. Ah cazzo, c'era il rosso, era doppia. Ah cacchio, allora. Lì ho visto, no, io lì avevo solo in faccia e non avevo visto il numero. Ero indeciso sul 6. Poi però si è girato, ho visto l'8, ho detto, la leadership la devo guadagnare sul terreno di gioco. Ok? Questa era la sintesi di quello che volevo dirvi. Adesso vi faccio vedere l'ultimo video che si commenta da sé. No, he wasn't. Fine. No, he moved. Christopher? Thank you. Christopher? Look, Sean O'Brien as the one who put in the tackle after the ball, off the wall. It was Shane Hogan who was penalised for coming up too quickly, but it was Sean O'Brien that sparked all that off. Everybody in.
everybody in here. Get everybody in here. Oh, there we Get go. everybody in here. Let's have a chat, is it? He might take his gloves off here now. Point the finger. Everybody in, lads. Bowley! When he says everyone, he means everyone, not just the forwards. I think he must be cold. I don't make a big issue out of this, okay? But things like that are not acceptable in the game. What happened here or what happened afterwards, I did not see it. It ends there. Is that clear? Group of the part in this game. Is that clear? The scrum was stationary squared. You delayed putting it in. That's why it's moved. That is the end of the conversation. Go back again. I don't want to hear anything more. Off you go. The football stadium is 500 yards away. Front rows on the two captains, please. We will listen to Nigel. You have to. You're quite right. Ones I feel is causing the problems, you are going to go for 10 minutes. You're all been at fault and you've had all at your final warning. Is that clear? Get on with it, please. If you don't like scrummaging, you're in the wrong position. Yes. I wish there was a quotes book Who is it? for Nigel Owens. Last scrum, please. Excellent. Okay, same this time, please. Body positions high, please. Shoulder again. Middle, please, Chris, yeah? Crouch! Give him some space to come down. He's a bit taller than you, so let him come in. You're tall enough, but not as tall as him. Words here to Stuart Hogg. I was looking at it. He was committed in the air. There was nothing wrong with it. Dive like that again and come back here in 2 weeks and play. Not today. Watch it. Point to the tournament from a referee. Well, I think Anything like that again, and you're going to go and sit for 10 minutes, okay? Just get on with your own game. I don't think we met before, but I'm the referee on this field, not you. Stick to your job, and I will do mine. If I hear you shouting for anything again, I'm going to be penalising you. This is not soccer. Is that clear? Back you go. You get a physio. Try yes or no. Yeah, he needs a You physio. get a physio. I just pulled it in my car. Now we've hit it all. I think he made it. Look, for me, I know I was calling it while he was... Here's a concern for Joe Smith. Does he need to go to have a test? No, there's no word in that Chris Henry. Okay. You sure? What's my name? Everyone knows your name, Nigel. I'll keep an eye and try and watch, okay? That's my name, Nigel. I can't give you the 3 points, but I can give you a goal. Mamuka Gogodze said, I'll take the 3 points, Nigel. Play from 5 metres from their own goal line. Stop messing To... Oh, now it's... No. And Ije. Mike Brown needs to walk away from this. Yeah. Have you seen it? You're both acting very immature. Get on the game with both of you. Grazie per avermi ascoltato.